Fortemente preoccupato per le condizioni della viabilità di questo fine settimana da bollino nero per il territorio della Val Brenta, in special modo per la Campesana colpita da una frana. Con questo sentimento Luca Ferrazzoli, sindaco della Val Brenta, ha chiesto un incontro oggi in prefettura a Vicenza. C'è una forte preoccupazione che il traffico si riversi nella comunale e nella provinciale. Innanzitutto abbiamo risolto il primo problema con viabilità, siccome la strada è fortemente trafficata da ciclisti, si riesce a aprire il tratto chiuso limitatamente ai pedoni e ai ciclisti, e questo è importante perché si risolve un grosso problema che era quello del riversarsi dei ciclisti nella statale 47. Un altro tema riguarda la sicurezza ed è quello che non si intasi la provinciale. È anche un'arteria di soccorso e quindi su questo abbiamo convenuto di imporre una direzione obbligatoria in statale 47 con la vigilanza delle forze dell'ordine. È una messa in sicurezza fondamentale perché già quella parte di provinciale aveva dato dei segni di cedimento. Ovviamente queste piogge violente hanno alimentato e reso ancora più evidente il problema. Questa risoluzione credo sia definitiva e viene in un momento difficile perché ovviamente il traffico è consistente, però è quanto mai opportuna.